Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Signore e signori, Lucio Cassinelli, ciao Lucio! Enrico, ciao! Devo dire, volevo subito partire col prossimo brano e poi mentre cantavo questo di brano, perché tu ogni volta che vieni qua in diretta mi fai una Pooh sorpresa. Eh sì, una Pooh sorpresa ci vuole. 1977, questa non se la ricordano neanche più i Pooh. Esatto, 77. Sì. Cosa ne fai di te? Che bel brano, abbiamo voluto iniziare così, dal vivo. Grande. Bello, innanzitutto grazie per essere qui. Grazie Enrico, grazie veramente Rete 7, è sempre un gran piacere. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, per le vostre fotografie, per le vostre richieste, per i saluti a Lucio Cassinelli, ma adesso vi portiamo in un mondo che a te è così caro, è così professionale. Un mondo magico. Un mondo magico che è il mondo delle canzoni dei Beatles con Yellow Submarine. Yellow Submarine. Lucio Cassinelli! Grazie Enrico, grazie a tutti voi. Sei pure riuscito a farmi cantare in inglese. Ma tu ce la fai in inglese. Stavo cantando con il microfono un po' lontano perché non vorrei mai disturbare le tue interpretazioni. Potevi. Senti Lucio, ti faccio una domanda che non t'ho mai fatto. Ti ho sempre Caspita. ringraziato di essere qui, abbiamo parlato dei tuoi progetti, del tuo passato, ma in realtà
Cos'è per Lucio Cassinelli la parola musica? Che valore ha la musica nella tua di vita? Che domandona, bella però, ti è piaciuta? bella, bella, me bella, l'ha bella. insegnata Marzullo, mi fa guarda, quando vengono gli Sì. ospiti importanti, tu fai questa domanda, così fai aprire l'anima. Mamma mia. Intanto la musica può essere musica ascoltata, musica cantata, musica scritta. E poi a me piace tanto sentire la musica della natura, dei luoghi dove mi trovo. Ogni tanto ci sono delle musiche in giro e poi per provare a percepire l'energia musicale che c'è proprio nel cielo, nell'universo. Quella non fatta dagli strumenti. Ma no, perché esatto, perché dalla poi terra, la musica, dal cielo. se uno intende la musica, scusate questo sproloquio, ma interessante, 30 secondi. Oh. Se uno intende la musica davvero come una cosa totalizzante che ti pervade, allora davvero cambia tutto e la vita cambia, perché la musica è una cura, è davvero ti cura e quindi ti fa vivere meglio. Mi sta venendo in mente un episodio, ma davvero 20 secondi, posso? Io sto pendendo dalle tue Mamma parole, mia, no, perché mi piace la passione con la quale stai parlando di questo argomento. Ma sì, ma perché mi è venuto in mente una cosa realmente accaduta. Allora, io ho la fortuna, grande fortuna di lavorare in tante scuole, perché sono educatore nella disabilità, ma vado in tante scuole e quindi di vedere tanti bambini, ragazzi, insomma, di tutto l'ordine di scuole. Tra l'altro, parentesi, aperta e chiusa, saluto tantissimo una persona che seguo nel mio lavoro, che si chiama Grazia, che si è infortunata. Forza Grazia, tieni duro, che ci sta ascoltando. Ciao Grazia! Ecco, e allora ho incontrato tanti di questi ragazzi e nell'ultima settimana di scuola, proprio un mese e mezzo fa, ho sentito in un intervallo che chiacchieravano tra loro. Io ogni tanto mi inserisco in questi gruppi e sentivo un ragazzo che diceva io ho una band, proveremo per un anno, nel prossimo anno proveremo di tutto, i social, i talent, di tutto per sfondare. Se poi non ce la facciamo fra un anno, cambiamo tutto e lasciamo perdere tutto. È vero. E allora io sono rimasto abbastanza colpito da questa cosa, per cui vorrei rivolgermi adesso ai tanti ragazzi che ci ascoltano dicendo non importa diventare famosi, sfondare, ve lo auguro, ci mancherebbe, però non importa se voi canterete o suonerete davanti a 20.000 persone, tanto meglio, ma se saranno solo 20 senza 1.000, il nostro dovere è quello di dare tutto ugualmente, e questo è un consiglio che do ai giovani. Ma non solo, guarda, possiamo darlo un po' a tutti. E anche a tutti, anche sì. a chi sì, è sì. abituato ogni tanto a grandi platee, che poi si trova davvero. Può succedere. Poi comunque sia, io come dico sempre, il mio repertorio è questo, che sono in 300 come Torre Pellice, Sabato, oppure in 30 persone e mi diverto io, si divertono quelle 30, si divertono quelle 300 e quelle 3000, va bene così. 348 80 40 254, tra un po' giocheremo insieme a voi, ma adesso sono contento di avere Lucio qui, perché è uno dei pochi che viene in casa Peretti e mi porta un po' di musica cantautorale, anche si dice cantautorato, si cantautorale. Dice, sì. Quindi sono contento, mi hai fatto una scaletta molto bella. Il prossimo brano è di Fabrizio De André, forse è uno dei più famosi di Fabrizio De André, è la storia di una signora che la chiamavano Bocca di Rosa, che poi noi abbiamo un po' coniato questo termine legandolo alla parola prostituta, ma non è così. Perché Bocca di Rosa faceva l'amore, ma non per professione, perché a loro gli piaceva. Esatto. Averne di bocca. Tra l'altro, averne. Ma poi De André andava proprio nel profondo delle persone, quindi un testo particolare. Cantate tutti insieme a noi. Bocca di Rosa, averne. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, c'è chi lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la
passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga, di certo il gusto, di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario, dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore, persino il parroco che non disprezza tra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza la volle accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro, l'amore profano. Una canzone che comunque fece davvero scalpore al tempo, anche perché fu anche censurata, metteva nell'impasto un po' tutti, dal prete al carabiniere alle cornute del paese. Ma secondo te è veramente esistita? Secondo me è esistita. C'è un po' di dibattito su questa cosa. Sì, tra l'altro sono io, non sono io. Cioè... No, è esistita e tra un po', come sai, faremo un'altra canzone di De André che non dico che sia dello stesso argomento, però parla proprio di una zona di Genova dove era nato De André, tra l'altro dove sono nato anch'io, di una zona di Genova dove c'erano questi incontri particolari. Esatto. Adesso però voglio giocare un po' con voi, perché Lucio, come sempre, mi ha portato delle cose bellissime qui in trasmissione. Guarda, le prendo io. Grazie, Enrico. Che sono il tuo straordinario libro scritto da te, dove nulla accade per caso. Sì. Quindi cosa scrivi? È un romanzo scritto qualche anno fa che parla di Pinerolo, di Liverpool, quindi ci sono degli accenni, più che accenni, ai Beatles. È stato in collaborazione con il gruppo mio attuale, i Tripals. Poi abbiamo il tuo CD con 4 brani firmati Lucio Cassinelli. Sì, insieme al mio amico chitarrista Mario Bellia, e tra l'altro è entrato nella top 10 da pochi giorni di Spotify, top 10 redatta da Groovin, dal sito Groovin, delle canzoni locali. Se lo volete il CD, scriveteci un messaggio in privato. Certo. Oppure se volete il vinile dei Triples, che ormai conoscete già perché in Casa Peiretti sono sempre presenti, cover Beatles, grazie sempre presenti, ma c'è un ma questa sera, amici a casa, perché noi vogliamo semplicemente regalarvi il libro. Vogliamo regalarvelo. Ma certo. Così, perché noi oggi siamo bravi e gentili, ma come fare
Per quelli che non ce l'hanno già, perché soprattutto, certo. Perché uno magari ne vuole avere due. Vabbè, ma può essere. Siamo vicini al Natale. Lo regala. Soprattutto siamo vicini al Natale. Comunque, se lo volete è semplice, dovete giocare insieme a noi. Al 348 80 40 254, scrivere secondo voi quanti anni ha Lucio Cassinelli. Per tutti coloro che indovinano la tua età, lui vi spedisce a casa il suo libro. Sì, un aiutino, posso darlo, che sono maggiorenne. Più di 18, ok, vabbè. Ma una volta, sai com'è? Più di 18 amici a casa e meno di 85, ok? Sì, quindi praticamente abbiamo già detto l'età. Dai, che è facile. Quindi 348 80 40 254, mentre ci scrivete una richiesta, mentre ci scrivete un auguro, un complimento, scrivete Lucio tot età, almeno così. Per chi indovina nel terzo tempo diremo dove dobbiamo spedire questo libro meraviglioso. Chiaro. Adesso ci fermiamo soltanto pochissimo, perché sono 3 minuti. Voi nel frattempo iniziate un po' a pensare. Facciamo un primo piano a Lucio. Aiutiamo i nostri amici a casa. Fabrizio in regia. Impietoso. Fabrizio in regia, dai, andiamo a vedere un primo piano, perché dobbiamo aiutare anche un po' i nostri amici a casa. Poi lanciamo immediatamente la pubblicità, vediamo un po' se riusciamo a fare un'inquadratura qui del Lucio Cassinelli. Eccolo, quanti anni avrà Lucio Cassinelli? Giocate dopo la pubblicità. A dopo. 3 minuti, non di più. Andiamo nel mondo, invece, questa volta del gatto e la volpe. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. È come rimpiangi quei giorni che eri tu, un burattino ma senza fini, e invece adesso i fini ce l'hai. Adesso non fa impasso se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove fili per te. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un saltimbanco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. E adesso che ragioni come uno di noi, i libri della scuola non te li venderai come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco. Quei libri adesso li leggerai. Vai, vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria. C'è scritto che saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia. Fanno la guerra è una cosa seria. Buffoni e burattini, no, non la faranno mai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi?
sei diventato proprio come uno di noi. Prima eri un buffone, un burattino di legno, ma adesso che sei normale, quanto assurdo il gioco che fai. Lucio Cassinelli in diretta. Grazie. Casa Peretti. Grazie. Ma devo dire che questa cosa qua com'è che si chiama già? Allora, questo è il classico strumento che usa tanto Edoardo Bennato, si chiama kazoo. E si può dire qua alle, Ma alle 20 e 28? Non Cioè, tanto. si chiama proprio kazoo. Si chiama K-A-Z-O-O. Ah beh, kazoo proprio. No, Kazoo, va bene, kazoo. ma è facilissimo da suonare. Un Facilissimo. giorno o l'altro me ne comprerò uno, Dai. perché voglio provare anch'io a Dai, suonare dai. il kazoo. 348 80 40 254 Sì. per le vostre richieste, le vostre fotografie, ma questa sera anche per vincere direttamente il libro di Lucio Cassinelli, un libro scritto da lui, un libro che parla di musica, parla di tante cose belle. Come fare per poterlo vincere? Al 348 80 40 254 Semplice. dovete mandare un messaggio e indovinare l'età di Lucio Cassinelli. Mamma mia. Cioè, questa idea ci è venuta alle 19:35. Sì, Ma sì. dai, vediamo un po', regaliamo un po' di libri. Allora, andiamo avanti con la musica, poi nel terzo tempo andremo a leggere tutti i vostri messaggi. Bene. Abbiamo parlato di una via particolare, di una via di Genova. Torniamo nella parte cantautorale di Casa Peretti. Arriva un altro brano di Fabrizio De André, dove parliamo proprio, se non sbaglio, di quella via, in via del Campo. Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del Campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del Campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del Campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, non nasce niente, dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori.
Grazie Lucio, grazie. Grazie a voi. Poi stupendo il video anche che è passato dietro, allora, perché era proprio via del campo. Era proprio lì. Era lì. Quante volte lì. sei passato in quella via? Tante, però non ho mai usufruito. No, vabbè, non volevo assolutamente insinuare questa cosa, però so che sei di Genova, sei nato a Genova. Sì, quindi, sì, è bellissima insomma, quella zona del porto, bellissima. ci mancherebbe. Bambini a casa non lo fate. Andiamo avanti. Esatto. Andiamo avanti e torniamo un po' nel tuo nell'altro tuo mondo, che non è quello tanto cantautorale italiano, ma bensì andiamo a parlare. E la musica è sempre bella di tutta. Bravo, John esatto. Lennon, E tu sì. questa sera ne stai facendo un'arte. John Lennon con Woman. E la dedico a mia moglie Alessia. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Well, woman, I know you understand the little child inside of man. Please remember, my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Please let me explain. I never mean to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Yeah, yeah. Now forever. Yeah, yeah. Now forever, I love you. Yeah, yeah. Now forever, I love you. Yeah, yeah. Now forever. La passione che mette Lucio nel cantare, nel suonare è pari davvero. È pari alla tua, è davvero. pari a pochi, è pari a pochi. Bravo Lucio. Senti, Grazie. la regia mi ha scritto: anticipa la pubblicità perché altrimenti nel terzo tempo non riesce a leggere tutti i messaggi che sono arrivati. Ma che Innanzitutto, bello. grazie. Poche Grazie. volte l'ho detto, stop con i messaggi perché non riusciremo a leggerli tutti, quindi stop, noi ce la metteremo comunque tutta per farvi ascoltare ancora della musica e andare a leggere tutti i messaggi. Adesso pubblicità, poi torniamo qui Grazie. e svegliamo l'arcano.
L'arcano, quanti anni avrà? Ah già, Lucio è vero. Cassinelli. È vero. Pubblicità. E adesso siamo pronti ad andare a scoprire se ci sarà stato qualcuno non è detto, dei miei telespettatori, teleascoltatori che abbia indovinato anche perché la io tua età. ne dimostro molti di più. Quindi... Già, questo è un indizio, ma non vale più votare. Quindi Fabrizio e regia, andiamo a leggere tutti i loro messaggi. Chissà se c'è qualcuno che ha vinto il libro. Secondo me sì. Proviamoci. Ciao Enrico, un saluto da Clementina e Ginevra che ti seguono sempre. Ciao Clementina. Ciao Ginevra, grazie. Questa foto l'ho fatta sabato a Torre Pellice. Grazie davvero di esserci stati. Grazie. Complimenti a Lucio. Fatemi una di De André. Non vedo la puntata, la riguardo su YouTube domani. Complimenti. Guarda, abbiamo già fatte. Bene. Sì, non abbiamo già fatte 2, quindi sì, ci devi almeno una birra, almeno una birretta, Ciao, mi canti 50 primavere, grazie. La mettiamo in programma per le prossime puntate. La impareremo. Di sicuro, grazie. Un brano che a me piace tantissimo, poi il grande Stefano. La tua voce, Lucio, fa dimenticare il caldo bruciante di questi giorni e le notizie di allagamenti, alluvioni poco lontano. Sai trasportarci in un mondo di serenità ed armonia e non è certo risultato da poco. Bravo, continua a farci compagnia. Coetanea dei Beatles. Che onore, grazie. Che bello questo. Troppo buona. Tanti complimenti per il nostro Lucio Cassinelli. Ciao Casa Peretti, un abbraccio da Speedy, Nuvola, Ilaria e Melania. Ciao. Ma guarda che belli che sono Speedy e Nuvola. Ma che fantastici. Guarda che belli. E come mangiano e anche. Un saluto anche a Ilaria e Melania, grazie davvero. Leggi tu, vai. Casa Peiretti è quella splendida scia luminosa che illumina le nostre serate, giusto? Baci Dani Alessandria. Merci Dani, ciao. Grazie. Ciao Alessandria. Tra un po' arriveranno anche i messaggi quelli. Viva i Beatles, bravi, un saluto speciale a Lilli da Romy e Roby. Ciao Roby, ciao Roby e ciao Lilli. Ciao. Lo sai che c'è anche una bellissima canzone di Put che fa proprio Lilli? Non lo sapevo. Adesso dovremmo un po' imparare. Non lo sapevo. Buonasera a tutti, grazie per la bella serata di sabato e auguri di buon compleanno a Fulvio, Luisa e Fulvio Torre Pellice. Auguri Fulvio e un abbraccio a Luisa. Un gruppo di cari amici in partenza per Bordighera, se possibile giovedì è il compleanno di mia nonna che compie 99 anni e li potete dedicare le tagliatelle di nonna Pina, grazie Beppe da San Damiano in viaggio per la Liguria. Buon viaggio. Allora Giuliano Falco, scrivitelo, giovedì iniziamo la puntata con le tagliatelle di nonna Pina, se riusciamo. Buonasera caro Enrico, a te e agli amici di Casa Peretti, un abbraccio da Fossile Germano. Sono arrivati anche a Fossile Germano questa sera. Ciao ragazzi, ciao. Un caro saluto a te Enrico, Lucio e a tutti gli spettatori di Casa Peiretti. Splendida musica come sempre Andrea71 e Manu. Grazie, ciao. Ciao Andrea, ciao Manu, grazie a voi. Ciao Enrico, sempre ottimi artisti inviti, sei un grande. Un abbraccio da Marcus, il mio amico mentalista. Ciao Marcus, grazie. Bravissimo Marcus. Avevo preso il canale dovuto, perso il canale dovuto al maltempo. Comunque mi siete mancati, grandi come sempre. Enrico fantastico, Lucio, anima gentile, dolcissimi pezzi musicali dei Beatles. Suonereste gentilmente l'EDB? Grazie per la musica, salverà il mondo, lo dice Laila. Ciao Laila! Bellissimo, Let It Be magari la prossima volta. Io non so se la musica salverà il mondo, ma ringrazio l'antennista che ha salvato il nostro collegamento insieme a te. Grande Lucio, punto. Bah, mamma mia, che onore. 4 puntini. Sì. Ciao Enrico, ciao Lucio, complimenti per la canzone di Andrea, cantata molto bene. Secondo me potrebbe avere una settantina d'anni. Una sessantina d'anni e stasera frittata di zucchine. Che buona. Già, Valentina dalla provincia di Genova. Quindi Valentina dice 60. Ok, andiamo avanti. Fra poco lo sapremo. Esatto. Ciao Lucio da Elena e Gian. Ciao Elena, ciao Gian. Adesso abbiamo un solo cari. Un solo concorrente. Grandi amici. Enrico, ciao. Busso alla tua porta per salutare e un caro amico tuo ospite. Lucio, ciao. Ascoltarti è un piacere. Grazie. Sei tu che dai piacere a chi ti ascolta. Felice futuro Vincenzo. Mamma mia, che belle parole, un poeta. Grazie Vincenzo. Felice futuro, che io credevo che Felice fosse il nome e futuro il cognome. No, è Vincenzo. Ciao Vincenzo, grazie. Vai, ciao amici, vacanza finita, è il mio compleanno. Mi dedicate una canzone? Auguri! Qualsiasi, Massimo, Brescia forse. Gradito il ritorno di Lucio, Genoa in Serie A. Grazie. Grandissimo messaggio. Ciao Massimo, grazie.
Grazie, grazie. Ciao Lucio, questo brano del 72 me lo ricordo benissimo, ero molto giovane, gli anni d'oro. Ciao, grandissimo, sei fortissimo, Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie caro. Maurizietto, bravo. Ciao. Ma per adesso solo uno che ha provato a indovinare. Sì, Yellow sì. Submarine non mi è mai piaciuta, ma Lucio riesce comunque a renderla Ma veramente dai, piacevole. ma caro. Questo è importante, queste Sì, cose. grazie Fulvio. Vuol dire che trasmetti una cosa diversa rispetto all'originale. È quello l'obiettivo, A volte può l'obiettivo. piacere di più. È sempre bello ascoltare i Beatles. Grazie amici. Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni. Grande Giovanni. Grazie. Buon inizio di canzoni, ciao da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena, la nostra super amica Elena, fedelissima. Dopo una giornata piovosa e con un raggio di sole arriva a Casa Peretti da Giancarlo ed Elio dalla Valsesia. Mamma mia, Ciao. che poeti. Ma sì, ma poi si sfogano, Ma si sì. esprimono qui in diretta. Se l'anima ha un cuore, la musica ne scandisce il tempo. Commuoviti, mi sono commosso anche io. Da Livio. pelle d'oca, da Livio, pelle grazie. d'oca. Grazie. Che bella questa Grande. cosa. Ciao Enrico, sono sempre io, la piccola Cecilia. Buona serata a tutti e noi Ma salutiamo la ciao. piccola Cecilia. Ciao, grazie davvero. Ciao, bravissimo Lucio, indimenticabili pezzi dei Beatles. Grazie, un abbraccio super. Lucy, grazie Lucy. Vamos Lucy, grazie. E c'era anche la canzone Lucy in the Sky with Diamonds. Bravissimo Papi da Sara. Oh, tesorina, eccola. Beh, lei non vale. No, se non indovina. vale, in realtà lei la sa. Beh. Ciao Lucio, un saluto da Roberto. Ciao, grande Roberto. Quanti siete stasera? Adesso Mamma devono mia. arrivare quelli. Zena è solo rossa blu. Sì. Zena che vorrebbe dire Genova. perché- Esatto. Diciamolo le È cose. questo, forse ho capito chi sei. Vai. Ciao amici, canzone già dedicata. Grazie Massimo. Già, giusto, l'abbiamo già dedicata Massimo. Ciao. Ma pensa a te, senza volerlo abbiamo fatto la canzone che voleva. Esatto, Grazie esatto, Massimo esatto. e salutiamo tutta Brescia. Veramente bravo, cantata veramente bene Bocca di Rosa. Patti 60. Grazie, Patti. Wow! Ciao Patti 60, grazie. Ma quanti veramente Ma siete? non finisce qui. Attenzione, Lucio 59. Loro dicono Diciamo, 59, quindi abbiamo già un 60 e un 59 e poi però firmate i messaggi. Cioè, io sennò- speravo che qualcuno scrivesse 40 No, anni. più che altro non perché so. Lucio senza dire chi sei è difficile poi come Esatto. facciamo. Caro Lucio, avrei voluto essere con te. Poi ho saputo che c'era anche Enrico e ho preferito stare a casa. La mitica zia Marta, grazie. Che beh. testa di quiz. Mamma mia, troppo forte. Andiamo avanti con i messaggi, vai. Saluti da Roby. Roby, Sei mio amico grande. Roby di Perosa. Ciao, Roby, ciao. ciao. Lucio ha 50 anni, lo dice Giovanni d'Alessandria. Quindi abbiamo un 50, un 59 e un 60. Tra un po' lo scopriremo. Bene, grazie Giovanni. Andiamo velocissimo i messaggi. Lucio Cassinelli compie 60 anni quest'anno. È del 1973, Wow. ma portati da Dio. Ciao Enrico, Miru da Barge. Mamma mia, ma è sicuro, Però lui sicuro. dice 60 anni quest'anno, però non hai specificato l'età esatta in questo momento. Esatto. Siamo Bruno e Paola, secondo noi 45. Ciao Quanto Bruno. vi voglio bene. Ciao Paola, grazie. Grazie. Abbiamo già un po' di età in ballo. Sì, Ciao sì. Enrico, ciao Lucio, buon inizio settimana a tutti voi e a tutti coloro che seguono Casa Peretti. Lucio secondo noi ha 48 anni. Mamma Un bacione mia. grandissimo dalla Family Fava. Ma vi voglio benissimo anche a voi. Qualcosina in più possiamo dirlo, dato ormai il televoto è Sì, chiuso. sì. Il telelucio è chiuso. Un saluto all'ospite Luca Cassinelli a 61 anni. Lo saluto, Questo- è del 1963. Questo gli voglio meno bene a lui, Meno- scusa, senza offesa. Questi sono indizi, questi sono indizi. Soprattutto Luca Cascinelli, siccome è un altro. È un altro, È un altro, cioè quello che c'era prima, dalle 19. Esatto. Ciao, come sembra una bellissima serata. Il tuo bravissimo ospite, secondo me, può avere 58 anni. Un saluto a voi e complimenti. Maria Luisa da Barge. Ciao, Ciao, Maria Luisa. ciao. Grazie Maria Luisa, vedremo cosa succede. Tra un po' lo diciamo. Lucio 60 anni. Quindi 2,60, Siamo un lì intorno, 59, lì un intorno. 58, un 22. Però vabbè, c'è gente 22, che beve certo, a casa. eh. Lucio 56. Ma Vediamo, grazie. vediamo. Andiamo avanti veloce regia, più veloce che puoi perché il tempo è tiranno. 60 anni. 60 Abbiamo anni. detto 59, 60, 77. Gli anni di Lucio sono 60, lo dice Lune. Ciao Lune. Ma Chissà. chi lo sa? Attuali, eh? Grazie stasera tra le mie canzoni preferite. L'età del mitico Lucio direi 59, lo dice Lam. Ciao Lam. Ok, andiamo avanti, vediamo un po'.
Ciao Peiretto, Lucio ne compie quest'anno o ne ha compiuti quest'anno? 60, Lino da Cumiana. Lucio, Ciao Lino. L'età attuale di Lucio Cassinelli. Specifichiamo anche per i nostri amici a casa. Sì. Ciao, buona serata. L'età di Lucio 60 anni, Ferruccio da Novara. Viaggiano tutti lì, Grazie 60, Ferruccio. 59, 57, qualcuno sui 40. Un po' di più, un po' di meno, però siamo lì. Vediamo un po', andiamo avanti con i messaggi. Ciao, buona serata, età Lucio 60 anni. L'abbiamo già letto questo. L'abbiamo già letto, vai Fabrizio. Buonasera a voi tutti, sempre super. A casa Peiretti si sta bene. Saluti da Gressonei, che bella. Da Piero L'Alpino, il tuo ospite è mio coscritto del 63. Quindi non è, però dovete dire un numero, ragazzi, un numero preciso. Ciao Lucio, ho avuto il piacere di ascoltarti. L'età di Lucio 60 anni, Patrizia e Lorenzo. Grazie. Allora, avessero vinto quelli di 60 anni, di libri ne devi regalare tanti libri. Luce del 1963, quindi a 60 anni. Forse no, forse sì, che ne so. Fra poco lo diciamo. Lucio a 60 anni, lo dice anche Gianluca. Ciao Gianluca. Forse. No, diciamo che c'è un quasi. Ma quanti messaggi. Ciao Enrico. Come sempre bravissimo Lucio a 58 anni, Claudia da Michelino. Grazie Claudia. Dove sono andati all'anagrafe? Lucio 60 anni, ciao Iole, il primo messaggio era sbagliato. Ciao Iole, grazie. Ok, era sbagliato. Capita, noi siamo qua. È nato nel 1963, sì, ma non vi ho... questo Scusate, lo sanno amici, tutti. Non vi ho chiesto quanto è nato, ho chiesto quanti anni ha. Bravo Lu, grande Ale, viva la musica! Questa è la mia moglie, Alessia, amore. Non vi ho chiesto, cioè, di che colore ha gli occhi Lucio. No, vi ho chiesto quanti anni ha. Lucio, 47 anni, lo dice Laila. Ciao Laila, ma che bel complimento però. Anzi, per la precisione, ora 59, a settembre 60. Ecco. Io non dico niente, vedremo un po' se hanno indovinato o no, secondo me qui qualcuno della famiglia. 60 anni l'età di Lucio Cassinelli, però ragazzi firmateli i messaggi, come facciamo ben avessi vinto, come faccio a ringraziare 60 anni l'età di Lucio Cassinelli, Luisa e Fulvio, dottore Bellice. Grazie Luisa, ciao Fulvio, continuiamo, velocissimi perché Mamma questa mia. sera siete... Noi la tua età la sappiamo, il libro ce l'abbiamo, quindi ti salutiamo. Matteo, grande, anche in rima, Matteo, Ivo, Enrica di Biella, grazie, grandi, vi voglio bene. Lucio 60 sembra un nickname, ragazzi, ma come... Scriveteci qualcosa di più. Ciao Enrico, ciao Lucio, bellissima interpretazione di Bocca di Rosa. Per l'età di Lucio direi 60, portati bene. O mi sbaglio? Non ho firmato un messaggio a Lucio, comunque sia l'età, ripeto, credo 60, portati bene. Bocca di Rosa, interpretazione fantastica. Grazie, ciao Amedeo, grazie. Grande Amedeo, ciao, grande. Tutti sui 60, grazie per il grande De André. Un abbraccio, Tiziana da Torino. Ciao Tiziana. Ne avremo ancora una Tiziana da Torino, ma ci avete invaso di messaggi. Siete bravissimi, secondo me Lucio 56. Avete notato? Quelli più bassi manda i baci, gli altri sta zitto, dice niente. Ciao ragazzi, bella serata di canzoni. Lucio Cassinelli potrebbe avere 60 anni, lo dicono Silvana. Ciao Silvana e Giacomo. Grazie Silvana, ciao Giacomo. La musica ha una funzione anche di benessere, sa calmare, rallegrare. Grazie per questo cantante dalla indimenticabile morbida voce. Che emozione. Deliziosi cartoni e Yellow Submarine e Pinocchio. Grazie. Chiunque tu sia, ricordi di firmare i messaggi. È merito della regia. Ciao ragazzi, un bacione ad Enrico, un applausone al grandissimo artista Lucio. Saluti. Annina! Eccola, ciao, grazie. Ciao Annina, prossimamente su questi schermi. Ciao a tutta Casa Peretti, Enrico e Lucio, complimenti per la puntata. Mi piacerebbe sentire Marinella, la canzone di André. Enrico da Collegno. La facciamo la prossima volta la facciamo. Grazie Enrico. Con tanto di dedica a Enrico da Collegno. Torniamo noi. Bene, eccoci. Noi. Attenzione, innanzitutto devo dire prima... Sì, ancora una, dai. Prima devo dire una cosa, regia, che certo. Chiudiamo con Volta la carta, quindi l'ultimo brano di questa sera, quindi andiamo a escludere Patrizia di Eugenio Finardi e Gesù Bambino di De Gregori, che le faremo la prossima volta. Abbiamo pochissimo tempo, ma adesso aspetta. Adesso attenzione, Lucio Cassinelli. Già deve svelare. 59 anni. Qualcuno ha vinto il libro. Qualcuno l'ha vinto. Fra un mese e mezzo 60. Quindi... Allora, la regia mi ha scritto che sono in 3 ad averlo vinto. Va bene. Pensa va a bene. tutti quelli che hanno scritto 60 sono lì. Per un mese e mezzo. Per un mese e mezzo. Però appunto fatemi avere poi i recapiti e ci penso io. Ci pensiamo subito questa sera e andiamo avanti con Volta la carta.
C'è una donna che semina il grano, volta alla carta si vede il villano che zappa la terra, volta alla carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu, carabiniere l'è innamorata, volta la carta lui non c'è più, carabiniere l'è innamorata, volta la carta e lui non c'è più. C'è un bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, prima di uccello, tira sassate e non ha dolori, volta alla carta c'è il fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta alla carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie di ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Fedele gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e Mulino son nati ridendo, volta alla carta c'è un pilota biondo, camicie di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Sei figlie, tra i bal del porto le sue meraviglie, Madama Doressa, pizza di gatto, volta la carta e paga riscatto con le borse degli occhi piene di foto e di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa e canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta finisce in gloria. E io voglio ringraziare uno strepitoso grazie Lucio Cassinelli, ciao grazie Lucio, a voi. ciao Lucio. Allora dobbiamo dare anche i vincitori, sono in tre libri che se ne vanno così. Fulvio, Lam e Nene. Fulvio, Lam e Nene hanno vinto indovinando 59 anni del Lucio Cassinelli. Grazie davvero, è stata una puntata fantastica. Ringraziamo Fabrizio Levi in regia per il tanto lavoro svolto. Un grazie a Giuliano Falco e domani ci vediamo qui per un'altra puntata. Se volete rivedere questa alle 21:30 sul canale 83, 4:15 questa notte su Rete 7. E da domani cercateci su YouTube. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Lucio. Grazie Enrico. Grande. Ciao.